Cordiale saluto gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda le ultime notizie del mattino in Friuli, Venezia, Giulia di oggi, sabato 2 dicembre. Alle 5.30 del mattino è stato raggiunto il livello di guardia, dunque apriamo il nostro audio-video giornale con il maltempo, di 2 metri sull'idrometro di Madrisio del Tagliamento. I livelli in lieve aumento. Alle 6.45 è stato raggiunto invece il livello di guardia sull'idrometro di Venzone Tagliamento 1. Nessuna particolare criticità comunque è stata registrata nella notte. Sotto osservazione le piene dei fiumi Isonzo e Udrio per le abbondanti precipitazioni in corso lungo la fascia confinaria slovenia che alimentano gli affluenti. A Maiano un uomo di 37 anni è rimasto ferito a seguito di una caduta dall'alto, da circa 1 metro d'altezza, negli spazi di un'attività produttiva. È stato soccorso dall'equipaggio di un'ambulanza che lo ha trasportato all'ospedale di Udine con lesioni non gravi alla parte alta del corpo. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi di legge. E un 35enne è stato soccorso ieri sera dal personale sanitario per le ferite che ha riportato a seguito di un infortunio sul lavoro che si è verificato nella zona di Pasiano di Pordenone. Per causa in corso di accertamento, mentre stava operando con un utensile, ha riportato lo schiacciamento di alcune dita di una mano. Il personale sanitario lo ha preso in carico e lo ha trasportato all'ospedale di Pordenone per il trattamento della seria lesione localizzata. E una donna di 35 anni è stata soccorsa durante la notte per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente che si è verificato a Treppo Grande tra via Tacentina e via Buia. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri, mentre conduceva l'auto è finita contro una vettura in sosta. La donna è stata presa in carico dal personale medico-sanitario e trasportata al vicino ospedale di San Daniele con ferite non gravi. Chiudiamo qui questa edizione flash, ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.